Fin da Pio già ero socialista. Perché? Perché mio nonno già era socialdemocratico, mio papà comunista, mi dovevo essere in mezzo sempre a tutti i do e quindi sono diventato socialista. C'è anche l'esperto di tradizioni veneziane Sandro Brandolisio, ben noto ai nostri telespettatori tra i candidati al prossimo Consiglio Comunale, nella lista Socialisti e Democratici a sostegno di Felice Casson. Ai miei tempi, ricorda, sul simbolo del partito c'erano la falce e martello e il sol dell'Avvenire. Socialismo inteso come sociale, come dare a gente quello che a gente ha da avere. I veneziani ha da avere, ha da conservare la sua identità dei veneziani. I se andai via da Venezia, i se andai a Mestre, da Mestre i se andare via anche da Dea, perché? Perché le strade come Chiese, i negozi sera e via dicendo, quindi qua è il nuovo sindaco, dovrà veramente non avere la bacchetta magica di più. Felice Casson è una persona seria, sostiene Brandolisio, ed essendo un ex magistrato ha nella sua indole l'attenzione per l'equità. La ritengo una garanzia importante, anche se il suo lavoro e quello dei suoi consiglieri non sarà facile. Se vengo eletto mi sparo, ma comunque, visto tutti quanti sti problemi che sei, però faria una robetta, una settimana andaria nei Batei e contaria quanti stranieri che non paga 1,30 € il biglietto, ma che ne paga molto e più, i monta, i gira, i va, e gli faria anche un pochettino dei conti alla CTV come mai che sei voragini. Dopodiché una settimana andaria per le strade de Mestre e Marghera e vede che quei piste ciclabili non ti puoi più parcheggiare davanti ai negozi e quindi tanti negozi che tocca serrare perché non esistono parcheggi.